Buonasera a tutti da FIBA Veneto TV. Oggi al Palasport di Strana va in scena la finale regionale Under 14 tra US Torri e Vega Fusion Team Volley 2016 Under 14. Che arriva, dobbiamo contenerla. Prende la palla che arriva. Bene i denti di salto, mettiamo queste mani composte e a testa. E bene sulla diagonale, bene il conflitto che abbiamo. Con Riccardo Rocco, allenatore dell'US Torri, che festeggia il titolo regionale ma anche il primo titolo nella categoria per la tua società, quindi la soddisfazione massima. Sì, io sono venuto quest'anno, era impensabile a agosto, quando abbiamo iniziato con queste ragazze, arrivare a questo punto, però partita dopo partita, allenamento dopo allenamento abbiamo capito che potevamo fare qualcosa di importante, che però voglio dedicare prima di tutto ai genitori, poi a Dario che ha creduto in me, è la mia prima esperienza vera da primo allenatore, quindi
sono contento, ringrazio tutti chi mi è stato vicino. Sono con Giovanni Caresso, allenatore del Fusion Team Volley Under 14, un argento che c'è un po' di rammarico che forse non hai visto la tua squadra esprimersi secondo le sue potenzialità. Sì, è vero, non siamo riusciti a giocare al 100%, che è una cosa che in una finale così tutti ci auspichiamo, insomma, oggi non siamo riusciti.